carte che addirittura in un famoso gioco in scatola gli autori hanno scelto di inserire nelle istruzioni del gioco alcune regole di etichetta per il lancio dei dadi. Questo appunto per evitare situazioni che potrebbero creare magari distrazioni durante la partita. Ecco perché oggi ho scelto di parlare del galateo del gioco da tavola. Perché quando si gioca è necessario avere un certo tipo di comportamento e quindi ci sono delle regole che è opportuno conoscere. Sicuramente in questo periodo che siamo purtroppo sottoposti ancora a limitazioni, c'è la fortuna di chi magari non è solo e che quindi può dedicarsi a qualche gioco in compagnia. Vediamo assieme come ci si deve comportare. Partiamo dall'onestà. Sembra banale, ma non lo è ed è alla base di tutto. Quindi giocare in maniera onesta ci fa partire nel modo giusto. E poi il buon senso sempre, quindi segnalini spostati, regole interpretate male, mosse sbagliate, cerchiamo sempre di avere, diciamo, il buon senso davanti a qualsiasi tipo di interpretazione. E poi prestiamo attenzione quando vengono spiegate le regole del gioco e a proposito di questo facciamo anche attenzione ai diversi usi perché magari in posti diversi si interpretano alcune carte con punti o regole diverse, quindi facciamo attenzione in base a dove o con chi ci troviamo. E poi importante è rispettare gli avversari e i compagni di gioco, quindi evitiamo di rimproverare il nostro compagno o criticarlo per magari un gioco sbagliato oppure per una svista fatta in maniera involontaria. E allo stesso tempo portiamo a termine il nostro gioco, quindi se iniziamo una partita portiamola anche a termine con il massimo, insomma, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio. Ci sono anche delle regole per chi assiste, quindi nel gioco delle carte ad esempio evitiamo di guardare le carte dei singoli giocatori e poi in linea generale un po' per tutti i giochi evitiamo di chiacchierare a voce alta o di fare rumore. Accordarsi sulla posta in gioco è una regola di Galateo, per evitare infatti imbarazzi di qualcuno che si trovi a dover rifiutare una posta che potrebbe essere troppo alta per lui. Tutto quanto, insomma, si può riassumere in un'unica sola regola, cioè si gioca per divertirsi in compagnia. Quindi è inutile arrabbiarsi o alzare la voce o, diciamo, creare litigi. In particolare per il gioco delle carte, durante la partita le persone devono mantenere un certo tipo di contegno, quindi insomma essere seri e composti, anche quando la fortuna sorride, quindi diciamo sarebbe poco carino, poco educato o estremamente scortese creare dei movimenti di entusiasmo troppo evidenziati nei confronti poi di chi sta perdendo. E allo stesso modo anche chi è un po' più sfortunato dovrebbe evitare fastidiosi magari gesti di impazienza oppure magari utilizzare parole poco consone. Infatti si tratta di una partita o al massimo di una serata sfortunata. E poi ricordate sempre il detto che mi piace tanto che sfortunati al gioco, fortunati in amore. Anche chi entra al casino deve ricordare alcune regole. Beh, la prima di tutto è sicuramente quella di essere preparato a subire le sorti della sfortuna, ma è importante ricordare l'abbigliamento che dovrà essere necessariamente elegante. In alcuni casi è richiesto addirittura l'abito scuro o lo smoking. E poi, in caso di una vincita importante, è buona abitudine lasciare una mancia al croupier, naturalmente in fiche. Detto questo, che vinca il migliore! Forse, perché in alcuni casi entra in gioco anche la fortuna. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima pillola. A presto, ciao!